Arriva dalla questura di Cagliari e in Veneto ha già ricoperto il ruolo di questore a Verona. Per Vito Danilo Gagliardi, neo capo della questura di Venezia, perciò un ritorno per proseguire e migliorare il servizio al cittadino, forte di un bagaglio d'esperienza sul campo. Dal comando di una sezione volante a Milano alla direzione di squadra mobile, uffici e commissariati Meneghini, dalla direzione della Polizia di Frontiera della Lombardia all'Ispettorato per la Pubblica Sicurezza di Palazzo Chigi. Conosco i veneti laboriosi, determinati, pretenziosi, ha detto Gagliardi, declinando l'impegno per la sicurezza dei cittadini. Per me i cittadini in ogni realtà, e in questa non fa differenza dalle altre, sono la mia ennesima volante, la volante silenziosa, la volante che guarda, sono le telecamere sulla città che consentono con una sola telefonata di fare un intervento che potrebbe anticipare la commissione di un reato. Sarà un lavoro improntato al dialogo, quello del questore Gagliardi, affinché la comunità possa comprendere appieno l'attività della Polizia di Stato. La mia questura, il mio ufficio e i miei collaboratori renderanno questo edificio di cristallo affinché tutti possano sapere cosa si fa, come si lavora per il bene della comunità. Vigilanza naturalmente alta a Venezia, città delicata, e per questo obiettivo sensibile. L'attenzione che avremo, e in particolare che ha il Ministero dell'Interno, in particolare il Dipartimento della Pubblica Sicurezza su questa realtà, l'attenzione è massima, il nostro impegno sarà altissimo e non verrà mai meno.